Oggi tutti in piazza per avere un dissalatore per Licata e per i comuni limitrofi. Butera, Licata, Palma di Montechiaro dal punto di vista della produzione agricola e non solo sono un'unica cosa. La presenza dei rappresentanti delle tre amministrazioni è stata estremamente significativa, la partecipazione dei cittadini e degli operatori del settore è notevole. Bisogna lavorare per dare soluzione a questo drammatico e annoso problema sia per usi irrigui sia per usi civici. Qualsiasi linea di intervento che possa portare a soluzione ben venga, abbiamo lavorato e continueremo a farlo in questa direzione. Anche lei qui presenti a Licata per questa manifestazione è importante per l'acqua. Assolutamente sì, non potevamo non esserci. Oggi è una domenica delle Palme un po' particolare perché vi è questa piaga così forte della siccità, dell'assenza di risorse idriche. Abbiamo turni nelle abitazioni che superano i 15 giorni, veramente inaccettabile. Un'agricoltura in ginocchio, un'agricoltura che senza acqua non può produrre le primizie delle quali troppo spesso ci vantiamo senza prenderci cura. Non potevamo rimanere silenti all'appello di Consacra. Ho bisogno di due soluzioni, due tipologie di soluzioni, una immediata, l'altra sistemica. Quella sistemica sono i depuratori, questa terra non può farne più a meno. L'altra immediata è un'ordinanza contingibile e urgente che riavvii i depuratori di Gela e quello di Portempedocle, che per quanto non diano acqua potabile ma è un'acqua consona all'uso umano, possono lenire la disperazione di questi giorni. Come è andata oggi? Allora, oggi penso che è andata bene perché finalmente abbiamo fatto una cosa molto importante, fare sentire la nostra voce per il dissalatore. Oggi questa manifestazione ha significato per Licata? Oggi per Licata questa è una manifestazione importante, ma con grande rammarico devo dire che ci siamo in pochi. E questo è un dato preoccupante perché il problema dell'acqua riguarda tutti, non solo gli agricoltori ma anche ai comuni cittadini. Quindi con grande rammarico oggi dico che ci aspettavamo sinceramente tantissime, molte più persone rispetto a quelli che siamo. Ad ogni modo anche noi con il nostro poco speriamo di raggiungere tanto. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di essere a favore a qualsiasi iniziativa per fare in modo che arrivi acqua alla nostra città. Abbiamo deciso di partecipare perché riteniamo questa degli agricoltori una battaglia giusta e di civiltà perché a fronte della desertificazione dell'acqua che sta diventando una risorsa sempre più scarsa sia per gli usi irrigui che anche per gli usi civili, occorre che la politica si faccia carico di questo problema e una volta per tutte, al di là delle inutili promesse o delle inutili perdite di tempo, si inizi a programmare un percorso che sia celere ma al tempo stesso di medio periodo per risolvere questo problema. Beh, l'acqua è vita, io ero piccolino quando sentivo purtroppo parlare di diga Gibbesi e altre infrastrutture mai realizzate. Oggi patiamo una turnazione idrica che è insostenibile, oltre che una sofferenza nel comparto agricolo che per noi è vita, è il tessuto che regge in piedi la nostra economia, un comparto che è in sofferenza. I cambiamenti climatici purtroppo non fanno ben sperare, quindi abbiamo la risorsa che è costituita dal mare, abbiamo la tecnologia, abbiamo il sole, possiamo realizzare un dissalatore che probabilmente è la risposta infrastrutturale a una crisi, a un'emergenza costante. La politica deve essere presente senza alcuna contrapposizione di sorta e speriamo che sia il momento giusto, considerato che la Regione Siciliana ha istituito un'unità di crisi, perché devono essere sottoposte al governo nazionale delle proposte. Noi abbiamo un'altra strada da poter percorrere che ci vede legati ai comuni di Gela e Butera con il progetto Argo Cassiopea. Potremmo chiedere una partnership ad ENI per accompagnarci in questo importante percorso.